penserebbe che un bimbo debba avere un mal di testa che non sia legato a, non so, un'iperpilessia o un problema di salute, eccetera. Invece anche i bambini purtroppo soffrono di questa problematica e spesso le risposte non sono proprio così agevoli da trovare, no? Prego Francesco, se ti vuoi presentare. Sì, perfetto, ottimo, scusate che ho controllato le slide. Allora io mi presento, io sono Francesco Brunello, sono uno dei medici che lavora a Padova in neurologia pediatrica, mi occupo anche di cefalee pediatriche e appunto come è stato introdotto, diciamo che il problema della cefalea pediatrica è, diciamocelo molto chiaramente, anche sottovalutato, a volte poco inquadrato, poco considerato, quando invece diciamo il problema della cefalea è un problema che interessa davvero anche la fascia pediatrica, nel senso che la prevalenza nello specifico dell'emicrania, e dopo magari, visto che sono il primo a presentarmi un pochino, faremo anche il punto su che cosa sia l'emicrania, è un problema davvero rilevante dal punto di vista della prevalenza e dell'incidenza nella popolazione pediatrica, perché fino al 10% dei bambini soffre di emicrania con almeno un attacco nel corso della propria vita. Ed è importante ricordare come nel 20% dei casi i pazienti emicranici si presentino all'attenzione del medico, o comunque presentino il primo attacco di emicrania addirittura sotto i 5 anni di vita. Tante volte poi in realtà questo si viene a sapere a posteriori, nel senso che un paziente che viene inquadrato più tardi, in età pediatrica, anche in età adulta, si scopre che magari il primo attacco di cefalea importante, il primo attacco di emicrania importante che abbia avuto, ce l'ha avuto addirittura quando era un bambino molto molto piccolo. E l'emicrania, così come abbiamo appena un pochino una cosa su cui abbiamo appena chiacchierato, ovvero che è un problema davvero rilevante anche dal punto di vista, diciamo, della disabilità, insomma, delle persone che ne sono affette, anche nel bambino è sicuramente una situazione assolutamente debilitante che può causare assenze scolastiche, può compromettere, diciamo, le interazioni con i pari, può compromettere le esperienze sociali. E infatti un pochino come è questo, diciamo, l'orientamento verso cui la medicina moderna si sta muovendo, e anche nel campo della cefalea ci stiamo muovendo, ovvero cercare sempre di più di considerare il fatto che la salute non è solo l'assenza di un danno fisico, ma è diciamo una questione un pochino più olistica che richiede sia un benessere fisico che mentale, ma anche sociale. Ecco, e non consiste solo semplicemente nell'assenza di dolore o di incapacità a poter fare le proprie cose, insomma. E l'emicrania è un modello assolutamente interessante in questo senso, soprattutto in età pediatrica, nel senso che l'emicrania sia impatta una condizione che va oltre, come abbiamo appena detto, semplicemente la questione del dolore ma impatta in senso molto più ampio la qualità di vita dei pazienti, sia è una condizione la cui causa, la cui eziologia non è nota, e almeno nella maggior parte dei casi di emicrania, e diciamo i fattori che verosimilmente contribuiscono all'insorgenza dell'emicrania sono molteplici, e si passa dal background, dalla predisposizione genetica al profilo anche neuropsicologico del bambino in questo caso, ma del paziente in generale, allo stile di vita che la persona assume. Questi sono tutti elementi, tutte dimensioni che impattano in maniera importante l'insorgenza e il mantenersi di uno stato di emicrania, comunque di cefalea cronica. Ecco, che cosa quindi facciamo un pochino in ambulatorio, perché questo è il focus della mia relazione. Che cosa facciamo come pediatri, neurologi pediatri in ambulatorio? Beh, ci troviamo a rispondere a delle domande importanti, delle domande che vengono in primis dai bambini, perché si trovano di fronte ad una realtà che è quella del dolore, che sì, diciamo, non è così scontata e non è così facile da affrontare, soprattutto in età pediatrica, e quindi loro cercano in primis un modo per risolvere il proprio dolore, per poter riprendere le proprie attività, e anche a volte, quando c'è un livello di consapevolezza un pochino più alta, magari nei bambini più grandi,
anche la rassicurazione del fatto che la condizione che hanno è una condizione in primis che ai loro occhi insomma non è grave, quindi hanno bisogno di sentirsi dire che non è una condizione grave. Poi sul grave dopo lasciamo stare, nel senso del fatto che non metta a rischio la vita non vuol dire che non sia significativa, chiaramente, ma anche di sapere che c'è la possibilità di avere un percorso, di seguire un trattamento, di avere un follow up che sia specifico per la loro condizione. I genitori hanno delle altre richieste che sono complementari, che sono sicuramente affini, ma che anche queste meritano, diciamo, risposta, perché in ambulatorio pediatrico, ricordiamoci, sì, il nostro paziente è ovviamente il minore, è il bambino, però dobbiamo relazionarci e dobbiamo contribuire al benessere di tutto il nucleo familiare, quindi dobbiamo dare delle risposte anche ai genitori, e i genitori stessi, insomma, ovviamente come prima cosa chiedono di sapere la causa del mal di testa, no? Perché mio figlio ha mal di testa, e la prima cosa che interessa a loro intanto è sapere che la condizione sottostante alla cefalea non è una condizione diciamo severa che mette a rischio la vita del bambino, perché mentre magari nell'adulto si è più consapevoli, anche c'è più, come dire, consapevolezza comune che la cefalea può essere una condizione cosiddetta primitiva, che non nasconde delle cause, diciamo, gravi sottostanti, e che quindi è una condizione che si può affrontare magari anche di specialisti, del medico di medicina generale. Nell'età pediatrica, quando si ha riscontri di cefalea, è sempre un pochino, come dire, un segno di allarme, no? Bisogna cercare di escludere in primis che ci sia una condizione severa sottostante. Che cosa quindi facciamo durante le valutazioni? Beh, sicuramente come tutte le visite, diciamo, mediche, una parte fondamentale per noi è la parte di approfondimento anamnestico. Dobbiamo intanto inquadrare la famiglia e capire se in famiglia ci sia già stata storia di emicrania nello specifico e di cefalea in generale. Questo è un punto molto importante per inquadrare la condizione. Nel 35-60% dei casi di bambini che arrivano in ambulatorio per cefalea troviamo una storia familiare di emicrania o comunque di cefalea anche cronica. Un altro punto assolutamente importante su cui tornerò dopo, oltre a, diciamo, cercare di categorizzare, capire meglio tutta diciamo, come si manifesta la cefalea, che caratteristiche ha, è sicuramente l'inquadramento delle cosiddette comorbidità, ovvero di tutte quelle condizioni che si presentano assieme alla cefalea, che sono molte, ok? E che sono assolutamente importanti, perché i bambini che hanno cefalea spesso hanno anche un disturbo del sonno, addirittura nell'80% dei casi. Le comorbidità di natura neuropsicologica, neuropsichiatrica sono altissime nei bambini con cefalea, fino al 60% di disturbi d'ansia o comunque di disturbi dell'umore, disturbi dell'apprendimento e altre condizioni mediche come ad esempio l'obesità, la celiachia o addirittura l'epilessia. Ecco. Che cosa serve l'inquadramento delle comorbidità? Beh, come vedremo dopo, alcune di queste condizioni possono comunque essere dei fattori predisponenti o slatentizzanti la cefalea, quindi inquadrare e cercare di gestire anche quelle può indirettamente migliorare l'outcome anche cefalalgico, e essere consapevoli del profilo generale medico, neuropsicologico, neuropsichiatrico del paziente può aiutare eventualmente anche a avere una terapia mirata sulla cefalea stessa, perché magari la terapia per la cefalea, se scelta correttamente, può aiutare anche a mitigare o migliorare alcune comorbidità del paziente. Fondamentale poi per quanto riguarda le visite di controllo, perché non tutte le visite sono prime visite ovviamente, è avere contezza dell'andamento della cefalea nel tempo. Questo è assolutamente una cosa fondamentale, quindi soprattutto in età pediatrica chiediamo ai genitori o ai ragazzini quando sono grandi di compilare in maniera autonoma il diario della cefalea, perché ai vari controlli abbiamo bisogno di sapere come sta andando la cefalea nel tempo, come sta impattando il loro tempo. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale. Prima dicevamo che cos'è l'emicrania, ovviamente adesso non sto qui a spiegarvelo insomma integralmente. L'emicrania è un tipo di cefalea primaria che ha delle caratteristiche ben precise che sono codificate, diciamo, anche da enti internazionali. Qui vi propongo in inglese insomma la definizione di emicrania senza aura. Quello che però mi premeva insomma da pediatra era più che altro farvi notare che le caratteristiche nell'adulto sono molto ben codificate, abbiamo, diciamo, certe caratteristiche specifiche che sono richieste
per la diagnosi di emicrania. Nel bambino alcuni di questi criteri possono essere un pochino più ammorbiditi, ecco, perché se sappiamo che l'attacco di emicrania deve durare, non trattato, dalle 4 alle 72 ore nel paziente adulto, nel paziente pediatrico gli attacchi di emicrania possono anche essere più brevi, sotto le 4 ore, quindi fra le 2 e le 4 ore. Questo non esclude una diagnosi di emicrania. Nel bambino la sede è più frequentemente bilaterale, nell'adulto la monolateralità è un segno forte di emicrania. Nel bambino tuttavia la bilateralità del dolore, quindi il fatto che non sia solo un emisfero, una parte dello scalpo a far male, non esclude insomma una possibile diagnosi di emicrania. Spesse volte anche il carattere del dolore è diverso nel bambino. Diciamo che un altro segno forte, importante nell'adulto, è il carattere pulsante della cefalea. Nel bambino invece un aspetto gravativo della cefalea, quindi un dolore che stringe o che costringe piuttosto che pulsa, non è diciamo una qualità che escluda la diagnosi o che possa escludere almeno a priori la diagnosi di emicrania. Oltre a questo c'è da dire che i bambini, quanto più piccoli sono, ovviamente tanto più in maniera difficoltosa possono riportare, come dire, in maniera fine le caratteristiche della cefalea, e quindi parte della tollerabilità sui sintomi che ci vengono riferiti devono anche essere calati sul fatto che il paziente magari non è in grado di esprimerle in maniera del tutto precisa o corretta, ecco, quindi anche questo è da prendere in considerazione. Alcuni aspetti, come ad esempio la fonofonofobia, quindi il fastidio alla luce, il fastidio ai rumori, sono più che altro da dedurre sulla base del comportamento del bambino, quindi è inutile chiedere a un bambino di 5-6 anni se gli dà fastidio la luce o se gli dà fastidio le luci forti fino a che ha l'attacco di mal di testa. Bisogna chiedere dove va il bambino quando ha mal di testa. Gli fa problema rimanere in classe dove ci sono le luci, dove ci sono i rumori forti, o cerca piuttosto di rimanere da solo in camera da letto, isolarsi, mettersi tranquillo, spegnere la luce. Quindi queste sono tutte cose che insomma noi come pediatri dobbiamo un pochino tenere conto, e ci sono degli strumenti che un pochino ci possono agevolare, su cui sono anche stati fatti degli studi in letteratura. L'intensità della cefalea, più che con la scala da 1 a 10, soprattutto nei bambini piccoli, può essere diciamo espressa con delle scale visive, come vedete sulla sinistra della slide. E anche per cercare di meglio caratterizzare il tipo di dolore, far disegnare il bambino e fargli diciamo esprimere con naturalezza come interpreta il suo dolore ci può davvero dare un insight importante, al di là diciamo delle caratteristiche standard che si possono chiedere. Il dolore stringe, il dolore pulsa, pulsante può voler dire assolutamente nulla per un bambino che ha 4, 5, 6, 7 anni. Quindi ci sono degli strumenti che ci possono aiutare, e anche diciamo, la raccolta anamnestica per noi pediatri è molto diversa rispetto a quello che è per i colleghi insomma, dell'adulto. Andando sempre più sul difficile, come sappiamo magari chi sperimenta o conosce l'emicrania sa che in alcuni casi l'emicrania si può manifestare con aura. L'aura è una manifestazione neurologica parossistica, vuol dire che inizia e finisce in un determinato arco di tempo, che ha delle caratteristiche peculiari, può avere delle caratteristiche visive, sensitive o di altra natura. Come abbiamo visto, se facciamo fatica nel bambino a farci dire le caratteristiche del mal di testa, figuriamoci diciamo, capire qualcosa di così particolare come un sintomo neurologico parossistico ed inquadrarlo. Tanto che diciamo che l'emicrania con aura ha una frequenza riferita in letteratura molto più alta nel bambino più grande o nell'adolescente, ma qua sappiamo che molto probabilmente c'è un bias importante, che è che il bambino non riesce a riferire i sintomi dell'aura, ecco. E quindi sì, tanto più che il sintomo più riferito anche nell'adulto, per carità, è il sintomo visivo, che forse è quello un pochino più semplice da riferire, ecco, per il bambino. In ultima, proprio per quello che vi introducevo prima, insomma, sull'esordio di cefalea nel bambino, sul fatto che è un sintomo che spesso preoccupa e spaventa molto i genitori e a volte anche il bambino o l'adolescente, è importante completare per noi, insomma, pediatri, così come per l'adulto, insomma, ma tanto più per noi,
l'inquadramento anamnestico, cercando di riconoscere quelle che sono le red flag di cui tutti dovremmo un pochino essere più consapevoli, ovvero tutte quelle caratteristiche che ci portano a pensare di dover escludere altre condizioni che siano sottostanti alla cefalea, che siano di natura urgente o comunque emergente. Mi piace sempre ricordare a chi diciamo in ambulatorio che in realtà le cause severe di cefalea nel paziente pediatrico sono comunque rare, vanno dall'1 al 2,5% negli ultimi studi di letteratura, quindi solo una quota parte molto bassa dei bambini che si presentano, qui parlo di pronto soccorso, 1-3% dei casi, quindi l'1-3% dei bambini che si presentano in pronto soccorso per cefalea acuta presenta una causa sottostante alla cefalea severa. L'altro 97% dei pazienti si presenta in realtà comunque con una cefalea primaria oppure relata a condizioni comunque non severe, quindi fenomeni intercorrenti, influenza o altre condizioni insomma, che possono essere trattate con più serenità. Questi sono un pochino gli elementi che devono portarci ad essere un pochino più attenti e a considerare accertamenti in maniera anche pronta, quindi l'età molto bassa del bambino, quindi cefalea riferita su di 3 anni di età, un esordio improvviso o progressivo, vomito notturno, risvegli notturni quando il bambino magari non è andato a letto con la cefalea ma si sveglia per episodi acuti di cefalea, la manovra di Valsalva che sarebbe il ponzonamento, quindi la cefalea che nasce sostanzialmente ad esempio dopo il colpo di tosse o quando diciamo, c'è la spinta per l'evacuazione, oppure l'associazione più generica con altri segni o sintomi neurologici importanti, quindi il bambino che cambia di comportamento, il bambino che diventa meno responsivo, che cambia carattere, che diventa irritabile o diventa sonnolento, ecco, e poi insomma tutta un'altra serie di segni o sintomi di natura neurologica un pochino più specifici. Ecco, proprio perché abbiamo detto prima che l'emicrania non impatta solo strettamente la condizione medica in senso di dolore, non dolore, ma ha tutta una conseguenza sull'aspetto relazionale, sociale, tanto più per il bambino, bisognerebbe sempre cercare ed è quello che cerchiamo di fare insomma, in ambulatorio, di capire come impatta la cefalea sulla vita del bambino. Quindi ad esempio capire come sono le relazioni sociali del bambino, se il fatto che abbia cefalea molto spesso impatta la sua capacità di prendere parte a lezioni, quindi le assenze scolastiche, di fare attività fisica. Dobbiamo capire se il bambino ha sviluppato diciamo, delle reazioni emotive al proprio dolore e alla propria condizione di cefalea, se ha paura dell'attacco di cefalea. Per gli adolescenti come si comportano nel trattare o nell'automedicare la cefalea, si assumono molto frequentemente farmaci contro la cefalea in maniera magari più o meno controllata dall'adulto, e in generale capire un pochino come prima si diceva il profilo neurocognitivo del bambino, com'è la sua performance scolastica, questo è il primo punto, ma anche capire come vive la scuola, capire se ci sono dei tratti di ansia, di preoccupazione. Tutti questi sono aspetti molto importanti da inquadrare anche in una visita cefalalgica per la cefalea. Poi l'esame obiettivo, questo insomma è la visita medica che noi facciamo sempre ed è sempre volta più che altro alla diagnosi differenziale, ovvero ad accertarci che non ci siano altri segni di alterazione neurologica che ci possano indicare che la cefalea cui ci troviamo davanti insomma sia una cefalea altra rispetto a una cefalea primaria come l'emicrania, per fare degli accertamenti eventualmente urgenti. Quali sono questi eventuali accertamenti? Beh, diciamo che in una prima visita di cefalea, oltre all'esame obiettivo generale, di solito come pediatri chiediamo sempre una valutazione oculistica, quindi insomma anche i genitori che sappiano insomma, che è una valutazione abbastanza di routine, sia perché il fondo dell'occhio, che è una parte dell'esame obiettivo, una parte dell'esame oculistico, insomma ci dà comunque delle indicazioni importanti sulla natura della cefalea, sia anche perché il visus delle volte può aiutarci a correggere diciamo quota parte delle cefalee che magari possono essere da stanchezza visiva. Il neuroimaging invece, che sarebbe la risonanza magnetica oppure l'ATTAC, sono degli esami di approfondimento che cerchiamo di chiedere il meno possibile nel paziente pediatrico e che ancora sono soprattutto in ambito di pronto soccorso anche over richiesti, quindi richiesti troppo.
Ci sono degli elementi, come prima abbiamo detto, anamnestici, quindi della storia del bambino e dell'esame obiettivo, che ci devono imporre di fare la risonanza magnetica, però appunto noi cerchiamo sempre, qualora la storia sia rassicurante e parli già di emicrania, di evitare di fare accertamenti in più che possono essere soprattutto per il bambino uno stress o addirittura richiedere un esame in sedazione, ecco. Cosa che magari invece per l'adulto non è, e noi possiamo tranquillamente dire, beh, ad approfondimento comunque completiamo con un inquadramento, con un attacco, una risonanza magnetica. Insomma, per il bambino questo deve essere calato per il fatto che il bambino deve fare la sedazione per fare la risonanza magnetica. Di questo abbiamo già parlato, insomma, ed è quello che vi ho appena detto, che dobbiamo cercare di escludere condizioni gravi sottostanti, che sono rare ma che non dobbiamo perderci. Quindi, una volta che abbiamo inquadrato un pochino la nostra cefalea, abbiamo fatto eventualmente la nostra diagnosi di emicrania nel bambino con tutte, diciamo, le difficoltà aggiuntive che ho provato un pochino ad esprimervi relative alla raccolta della storia su un bambino, un paziente pediatrico. Passiamo un pochino a quelli che sono i provvedimenti più importanti che cerchiamo di dare sempre in ambulatorio di cefalea pediatrica per il trattamento e la prevenzione. Diciamo che le ultime linee guida internazionali ci parlano sempre di più dell'aspetto importante della terapia non farmacologica, quindi volutamente parto proprio da queste. Correggere lo stile di vita del bambino è il primo aspetto importante per cercare di prevenire e trattare la cefalea, e questo appunto ce lo dicono tutte le linee guida internazionali. Pertanto anche la parte di diciamo colloquio con i genitori, con il bambino, con il ragazzo sono fondamentali per capire come dire, tutti quegli aspetti che eventualmente sono correggibili. Quali sono questi aspetti? Beh, banalmente la routine del sonno. Come abbiamo visto prima, i cefalagici hanno in associazione spesso un disturbo del sonno, e l'associazione fra le due condizioni può essere di reciproca e mutua, diciamo, interferenza. Quindi cercare di correggere il sonno è un aspetto assolutamente importante. Dire che i bambini e i ragazzi devono avere una corretta routine del sonno, andare a letto presto, comunque cercare di avere sempre lo stesso orario di addormentamento, eventualmente favorire anche l'utilizzo di melatonina nei primi momenti o nelle prime settimane in cui questo ciclo di routine deve essere nuovamente ritrovato. Avere una dieta varia soprattutto e un'idratazione adeguata è un altro punto fondamentale che nei bambini è ancora più difficile da ottenere, ma che è fondamentale, ok? Quindi anche cercare di avere un'anamnesi adeguata e capire se il bambino assume diciamo un quantitativo adeguato di acqua. Quante volte ci capita in ambulatorio di chiedere al bambino, beh, ma quanto ti idrati in un giorno? Beh, bevo un bicchierino di acqua al pasto, quando invece l'acqua indicata sarebbe da assumere, insomma, anche per il bambino 1 litro, 1 litro e mezzo. E quanto sappiamo come i pazienti, diciamo, emicranici o comunque cefalagici in generale siano suscettibili all'aspetto di disidratazione, e quanto vadano più incontro a attacchi di cefalea o di emicrania quando non si idratano adeguatamente. Sono tutte delle misure assolutamente semplici, ma che spesso nella visita magari è facile per noi medici magari tralasciare o sorvolare, ma che invece devono essere sempre approfondite, tanto più nel bambino. E poi, come dicevamo, anche la gestione dell'ansia e dello stress. Siamo noi adulti i primi ad avere difficoltà a gestire ansia e stress e a somatizzare alcuni aspetti, e a ritrovarci poi con il mal di testa alla fine della giornata difficile o in preparazione di una giornata difficile come risposta appunto somatica anticipatoria di uno stress o di un'ansia che stiamo per avere. Immaginiamo i bambini che hanno un insight, quindi una capacità di autoanalisi molto più ridotta rispetto a noi fisiologicamente. Quanto più tendono a tradurre con dei sintomi, diciamo, con dei sintomi che sono somatici, quindi del corpo, una difficoltà che invece viene da un aspetto sociale, relazionale, prestazionale, anche a scuola. Ecco, ciò non vuol dire che l'emicrania sia tutta una questione somatica, ben inteso, ma è importante, diciamo, essere consapevoli del fatto che le persone che soffrono di cefalea, come tutte le altre persone, sono soggette a questi tipi di stress, e lo stress incide molto su, diciamo, l'insorgenza e il trigger degli attacchi emicranici o cefalagici. Per i bambini, attacco acuto, le linee guida ci parlano di farmaci che
come prima linea sono dei farmaci generici, ma che se usati diciamo correttamente possono dare delle soddisfazioni importanti. L'importante è utilizzarli in maniera adeguata. Paracetamolo e FANS sono medicine che sono ampiamente disponibili, semplici, facili da utilizzare. Per avere dei risultati buoni bisogna usarle bene, ovvero devono essere utilizzati prontamente all'insorgenza dell'attacco acuto. Quando il bambino impara a riconoscere che sta per avere un attacco di cefalea, non deve aspettare ore prima di assumere la medicina, perché tanto più si aspetta, tanto meno il farmaco sarà efficace. Quindi bisogna imparare a dire al bambino: quando riconosci che hai il mal di testa davvero importante, ok? Non aspettare tanto, prendi subito la medicina, che sia a sua disposizione, se sono bambini grandi a scuola, anche che si portino il farmaco a scuola, oppure che i genitori siano consapevoli e che diano prontamente il farmaco al bambino. Ci sono poi delle medicine più specifiche che possono essere prese in considerazione insomma, da noi specialisti nel caso in cui le prime linee siano risultati, come dire, i farmaci generici siano risultati di poca soddisfazione. I triptani insomma ampiamente utilizzati nell'adulto, noi nel pediatrico siamo un pochino meno avvezzi a utilizzarli, li utilizziamo molto negli adolescenti, meno nei bambini più piccoli. Adesso ci sarebbe indicazione all'utilizzo di alcuni di questi anche nei bambini nella fascia di età fra i 6 e i 12 anni, ecco, li utilizziamo spesso, molto spesso, più spesso ecco, negli adolescenti. Una cosa molto importante nei pazienti che hanno emicrania e nausea, il trattamento diciamo, con antiemetici, quindi tutti quei farmaci che possono aiutare contro la nausea e il vomito, possono trattare direttamente anche l'attacco di emicrania. Questa è una consapevolezza insomma, che abbiamo ampiamente nel pediatrico, ovvero bambini che si presentano con emicrania, con forte vomito e nausea, il trattamento sintomatico con ondansetron può risolvere, quindi con lo Zofran per capirci, nome commerciale, consentitemi questo, ecco, può essere diciamo risolutivo anche sulla cefalea, ecco, quindi poi la terapia acuta anche nel bambino, anche diciamo con ridotta possibilità di utilizzo di farmaci, perché dopo magari vedremo tanti farmaci sono già stati approvati nell'adulto, noi pediatri abbiamo un pochino più le mani legate sui tipi di molecole che possiamo utilizzare, ma anche nel pediatrico possiamo essere un pochino più tailored, un pochino più personalizzanti sulla terapia in base ai sintomi del bambino. Ecco, penso di essere forse già fuori con le tempistiche, molto breve, solo per dire che oltre al trattamento sintomatico anche nel bambino abbiamo la possibilità di fare poi un trattamento profilattico dell'emicrania, qualora l'emicrania diventi invalidante davvero in senso diciamo lato, quindi qualora soprattutto si presentino più di 4-5 attacchi severi al mese, oppure quando gli attacchi anche di minor frequenza siano davvero impattanti sulla qualità di vita, quindi attacchi che costringono il bambino a casa da scuola, che durano per più di una giornata. Ecco, tutte queste possono essere indicazioni all'avvio di una profilassi. Molto brevemente vi dico che le profilassi disponibili in pediatrico sono molte, ci sono dei livelli di evidenza dal punto di vista scientifico della letteratura che purtroppo non sono così alti. Abbiamo delle molecole che preferiamo e che hanno delle evidenze in più. Sicuramente flunarizina, cinnarizina sono farmaci diciamo che tutto sommato hanno un profilo di sicurezza e effetti collaterali abbastanza buono, ecco, e che tendiamo ad utilizzare anche precocemente nei bambini con una diagnosi di emicrania diciamo certa e su cui ci sentiamo insomma di intervenire subito per un'alta frequenza ad esempio o una tendenza alla cronicizzazione della cefalea. Altri farmaci invece diciamo sono più da scegliere, da orientarsi in caso eventualmente di comorbidità e valutando il profilo diciamo globale del bambino. Come vedete comunque diciamo che come profilassi, se vedete la parte in basso della slide delle linee guida suggerite del 2013, l'intervento farmacologico è sempre da associare o comunque una seconda scelta rispetto a quello non farmacologico, quindi l'intervento sullo stile di vita o altre metodiche. Altre metodiche insomma, che in questo periodo storico sono in ampia espansione e in fase di valutazione anche nel pediatrico e che stanno sempre prendendo più piede, sempre diciamo calate sul profilo specifico del bambino, come ad esempio l'utilizzo anche della terapia cognitivo-comportamentale, quindi uno strumento
neuropsicologico, psichiatrico, per tutto quello che vi dicevo prima sulla comorbidità e sulla difficoltà di gestione ad esempio di ansia e di altre problematiche nel paziente pediatrico. La mindfulness, anche l'agopuntura, ci sono sempre più studi anche sul blocco recettoriale dei nervi, sul biofeedback, anche in età pediatrica. Occorre tener conto poi, insomma mi sto avvicinando alla fine, che nel bambino la risposta al placebo è una risposta addirittura più alta rispetto al pediatrico. Questo da un certo punto di vista rende difficile lo studio e la validazione, diciamo, di molecole nel pediatrico, perché ovviamente l'effetto placebo è un effetto importante ed è difficile per le nuove molecole in studio superare o dimostrarsi estremamente vantaggiose rispetto al placebo. Però ci dice una cosa importante, ovvero che già avvicinarci ad un percorso di cura in cui spieghiamo al bambino che è necessario prendersi appunto cura dell'aspetto della cefalea, metterlo dentro un percorso di follow up con uno specialista, dargli delle visite di valutazione, spiegargli che deve imparare a riconoscere i propri sintomi, a capirsi, ad entrare in un percorso appunto, ha una valenza estremamente importante di cura sul bambino stesso. Basta, io concluderei qui perché penso di essere ampiamente in ritardo e mi scuso. Dico solo che concludendo i bambini hanno un profilo tutto particolare, non sono dei piccoli adulti, ma sia per indagare, diciamo, la cefalea nel pediatrico sia per trattarla bisogna assumere una prospettiva proprio sul pediatrico e calata sul pediatrico. La cefalea ha una presentazione e un profilo di comorbidità specifico nel bambino rispetto all'adulto e è sempre più fondamentale calare la cefalea nel contesto biopsicosociale, insomma, del bambino e del paziente pediatrico per cercare di trattarla. Ecco, quindi spero di aver passato questo messaggio. Mi scuso per il ritardo e vi ringrazio per l'attenzione. Perché sicuramente avevamo tutti bisogno di rinforzare le nostre competenze sul bambino, perché davvero, come dicevi, è un altro mondo ed è un mondo che vive a casa con dei genitori, quindi magari per le domande facciamo alla fine, insomma facciamo tutto alla fine, a meno che non ci siano cose insomma urgenti che volete chiedere. Continuiamo con il bambino che, come dicevo, insomma, è a casa con i genitori e quando ha un problema chiama il suo pediatra di fiducia. Di famiglia. Ma di fiducia, si dice così, no? Adesso medico di fiducia. E presentiamo la dottoressa Pisanello Lorena che ci parlerà dal punto di vista del pediatra di famiglia, esigenze e problematiche del piccolo paziente sul territorio. Grazie. Buongiorno a tutti, io appunto sono Lorena Pisanello e sono una pediatra di famiglia. Dopo la relazione del dottor Brunello io potrei dire: ha già detto tutto lui, grazie, vi saluto e vado a casa. In realtà non è esattamente così e adesso vediamo perché. In parte anche perché per accedere all'ambulatorio delle cefalee serve un'impegnativa, guarda caso, e quindi uno dice è solo per questo. No, non è per questo. Come ha appena detto chi mi ha introdotto, noi siamo il primo contatto, ci conosciamo i bambini dalla nascita e quindi quando c'è un problema il primo contatto avviene da noi nel nostro studio. Si chiama la dottoressa, prendo il telefono, dottoressa, il bambino ha il mal di testa. E tutti questi mal di testa finiscono in quell'ambulatorio? Certamente no. Già è un ambulatorio affollato e quindi anche l'accesso non è sempre così immediato, ma non tutti sono meritevoli di essere seguiti, perché qualche volta è un sintomo occasionale, è un sintomo legato a situazioni intercorrenti. Ma per il genitore è mal di testa. E lì bisogna un po' capire. Ma anche quei pazienti che hanno una forma cronica, e quindi io verificherò che si presenti nel tempo, l'attacco acuto, possiamo essere chiamati per questo, magari si presenta in una forma diversa dal solito. E poi l'educazione agli stili di vita sono il nostro pane quotidiano, quindi siamo noi che educhiamo i bambini e le famiglie a un corretto stile di vita. Quindi sono tante le situazioni in cui il pediatra di famiglia si trova a intervenire nel piccolo paziente
che si presenta con il mal di testa. Non dirò le cose che sono già state dette, parliamo di emicrania, che è una forma cronica ed è una cefalea primaria, e che è una delle possibili cefalee che può avere il bambino. E come detto prima, le cefalee possono essere anche secondarie e molte sono legate a delle situazioni intercorrenti, per fortuna non gravi. Il contesto più facile in cui un bambino può avere il mal di testa è la febbre, ma non sempre il genitore è in grado di rendersi conto che ha mal di testa perché ha la febbre. A me succede spesso che il genitore viene e mi dice: dottoressa, il mio bambino ogni tanto mi dice che ha il mal di testa. Allora diciamo: beh, quando è stata l'ultima volta? 3 giorni fa ha avuto la febbre e aveva il mal di testa. E la volta prima quando è stato? Il mese scorso, quando ha avuto vomito e diarrea, ha avuto il mal di testa, ok? Allora bisogna anche un po' insegnare ai genitori a osservare, perché poi quando gli chiediamo com'è questo mal di testa non sono in grado di dirci com'è, riferiscono il sintomo. Spesso i genitori non sono a casa, viene riferito dalla scuola, viene riferito da altre situazioni, e quindi un po' il nostro compito è anche quello di tirare fuori le informazioni e insegnare ai genitori a osservare i loro bambini. Come è stato visto prima, è frequente in età pediatrica, e questa è una cosa che stupisce i genitori, perché spesso ci dicono: non immaginavo che anche un bambino possa avere il mal di testa, e spesso vengono preoccupati per questo motivo. Ha un impatto significativo sulla vita, perché il bambino che ha una cefalea cronica può avere assenze da scuola, con la ricaduta che questo comporta. Quindi può non seguire in modo adeguato il corso degli studi, soprattutto pensiamo agli adolescenti, impedisce lo svolgimento regolare delle attività sociali e sportive, e questo è un dato per noi anche della rilevanza dei sintomi che ha quel bambino. E poi è sicuramente fonte di stress familiare. Come è stato detto prima, qualche volta viene sottodiagnosticata perché viene confusa anche con altri sintomi, non c'è una percezione adeguata su quello che può essere il sintomo. L'altra cosa è appunto la difficoltà di riconoscere e comunicare il dolore che può avere il bambino, ed è qui che appunto noi dobbiamo in qualche modo educare il genitore. Nel bambino più piccolo il dolore può essere presentato come irritabilità, pianto, oppure poca voglia di giocare, non vuole mangiare, quindi bisogna un po' tradurre quelli che sono i sintomi e, come dicevo prima, osservare questi bambini. Come è stato detto prima, se ha fastidio per la luce magari non dice ho fastidio per la luce, ma vuole stare al buio, non vuole giocare, non vuole sentire i rumori. Sono tutte cose che noi dobbiamo aiutare il genitore a interpretare. Poi il dolore, se diventa ricorrente, chiaramente ha un impatto sulla famiglia che ha bisogno di rassicurazione, che porta tutti i suoi dubbi, ma anche il bambino che non capisce perché ha questo evento che lo rende diverso dagli altri bambini. Importante è il supporto che noi possiamo dare ai bambini e alla famiglia, perché nella rilevazione della patologia del bambino, quindi nella rilevazione dei sintomi, nella rilevazione di quelli che possono essere la frequenza della patologia, i sintomi associati, l'incidenza che può avere nella vita quotidiana, noi possiamo dare supporto e rassicurare, perché il genitore pensa sempre chiaramente che ci sia il peggio, e noi possiamo già fare delle cose anche sul territorio. Io ad esempio, quando i pazienti li invio al centro per le cefalee, li invio già con alcuni esami ematici fatti di screening, quelli che sono stati indicati prima, e il fondo dell'occhio è la prima cosa che serve per rassicurare il genitore, che gli toglie dalla mente la possibilità che ci sia una patologia di cui non si può parlare, ma che è il dubbio, qualcosa che premia all'interno della testa. E poi c'è il problema della scuola. Spesso siamo attivati magari dalla scuola perché questo ragazzo perde molti giorni di scuola, e quindi anche lì bisogna in qualche modo mediare o intervenire, o in qualche modo dare conforto che effettivamente il ragazzo è assente per patologia e non perché magari sta girando per la città da solo.
Poi, come qualsiasi paziente, ogni bambino è diverso e dirò di più, ogni famiglia è diversa, perché la peculiarità della pediatria è proprio questa: noi abbiamo un paziente e tutto il mondo che gli sta intorno, in primis i genitori, ma poi c'è l'allenatore, ci sono gli insegnanti, ci sono i nonni, e quindi dobbiamo relazionarci un po' con tutti questi, ma soprattutto valutare il singolo bambino e come vive quello che gli sta accadendo e l'impatto che ha nella sua quotidianità. Il sintomo, come vi dicevo prima, molto spesso è riferito in modo molto generico, e invece noi dobbiamo aiutare il genitore a osservare, perché ci serve sapere se questo mal di testa succede una volta ogni 6 mesi o se succede 2 volte alla settimana. E quando lo chiediamo al genitore non è in grado di dircelo. Quindi dobbiamo dare queste indicazioni e soprattutto aiutarlo a cosa ci serve, cosa abbiamo bisogno di sapere. Molti bambini si lamentano di mal di testa magari perché dormono poco o perché magari passano 5 ore davanti alla PlayStation. Allora, sapere come passano la giornata e sapere quando insorge il mal di testa è importante. E molti bambini dicono: ho mal di testa, e corrono a giocare. Allora, se il mal di testa dura 2 secondi è una cosa, se il mal di testa dura 2 ore è un'altra. E questi sono tutti esempi che dobbiamo fare, perché, ripeto, il sintomo che ci viene riferito è: hai il mal di testa. E quindi, dove ha male, si può chiedere direttamente al bambino, se il bambino è in grado di verbalizzare o di dire, di spiegare quello che ha, e di solito i bambini sono molto più bravi a descrivere rispetto ai genitori. La scena è sempre la stessa: arriva la mamma con il bambino, perché questo bambino ha spesso il mal di testa, e gli si chiede: signora, quante volte ha il mal di testa il bambino? Quando è che ha il mal di testa? Qual è la sede? Dov'è che ti fa male? Questo non è colpa di nessuno. Viviamo tutti di corsa, ma il nostro compito è proprio questo, no? Aiutarli ad osservare e mettere insieme quelle che sono le informazioni, perché poi quando vanno a fare la visita specialistica queste saranno le cose che gli vengono chieste. Ma anche noi abbiamo bisogno di saperlo prima per individuare quelli che sono i soggetti, i bambini, che hanno necessità ovviamente di essere seguiti nel tempo. E in queste cose anche le volte che devono prendere dei farmaci, perché l'attacco acuto deve essere trattato. Altra cosa che spesso è poco considerato dal genitore, che è il dolore del bambino. I genitori sono molto apprensivi per quello che riguarda la febbre, quindi la temperatura 37,5, devo dargli subito qualcosa. Il bambino ha dolore, non è detto che io lo debba trattare, quindi spesso gli si insegna anche questo: ma gli avete dato qualcosa? No, è stato lì tutto il pomeriggio e poi gli è passato. Questo non deve succedere, lui sta male, quindi se il dolore è un dolore persistente va trattato. E poi bisogna vedere quante volte ha necessità di assumere farmaci, perché questo è uno dei dati più importanti, perché se lui sta veramente male e ha bisogno di prendere spesso i farmaci, è uno di quei bambini che può aver bisogno della profilassi e che quindi assolutamente deve essere inserito in un percorso di cura. Quindi tutte queste sono cose che possiamo aiutare, insegnare il genitore a valutare, e gli chiediamo di fare un diario. Quindi il diario parte a casa, si comincia, anche perché se questo paziente effettivamente ha una forma cronica, quindi gli episodi si ripetono nel tempo, nel momento in cui arriverà allo specialista delle cefalee avrà già dei documenti, potrà già produrre qualcosa, e questo accelera quello che è il suo percorso di cura, che chiaramente sarà approfondito. Poi sapete meglio di me che se un paziente ha un problema cronico non basta quello che dice il pediatra di famiglia, c'è bisogno di avere un supporto ulteriore. Chiaramente le competenze e i mezzi sono diversi e quindi i nostri lavori si integrano. Noi partiamo dall'inizio, selezioniamo i pazienti che hanno bisogno di essere seguiti, loro li vedono e poi ritornano a casa questi pazienti, e quando ritornano hanno una terapia da seguire. Quindi noi dobbiamo anche aiutarli a rispettare, a sostenere quelle che sono le indicazioni che vengono date dal neurologo pediatra. Quindi come vedete il ruolo del pediatra di famiglia si può declinare in vari aspetti
che vanno ad integrare quello che poi è il lavoro che ci è stato descritto prima. È un unico così appunto che spesso nei bambini l'emicrania si può presentare con sintomatologie non riferite alla testa, ma può partire con un dolore addominale, come ho detto prima, la nausea e il vomito sono segni che spesso si associano e qualche volta questo ritarda un po' la diagnosi, però c'è la ricorrenza e spesso poi i sintomi finiscono per sovrapporsi e rendersi evidenti. Ecco, i tempi di attesa per una visita neurologica pediatrica qualche volta sono un po' lunghi. Devo dire che io non ho grossissime difficoltà e non è una visita urgente, perché l'urgenza chiaramente si concorda o passa attraverso il pronto soccorso. Io ho avuto dei pazienti con una sintomatologia così grave che era necessario accedere al pronto soccorso perché stavano veramente malissimo, il dolore non passava in nessun modo, anche se erano già seguiti. Però per fortuna sono rari le situazioni di questo tipo. Però il genitore va accompagnato anche in questo, anche nell'attesa, e poi anche quando vengono presi in carico i controlli hanno una periodicità e nell'intervallo tra un controllo e l'altro è chiaro che il primo punto di riferimento rimaniamo noi se i sintomi persistono oppure se c'è la difficoltà a mantenere la terapia prescritta. Ecco, quindi di questo abbiamo già detto, dell'impatto sulla scuola e sulla vita sociale anche, sono tutte situazioni in cui noi siamo chiamati a supportare la famiglia e il bambino. Come è stato detto fino ad adesso, sono importanti situazioni come quella di oggi in cui si fa informazione. Più ne parliamo e più si conoscono quelle che sono le caratteristiche, le realtà e le possibilità di trattamento, meglio potremmo trattare e cogliere le situazioni che si presentano nei nostri pazienti. Quindi, concludendo, come è stato già detto, è una realtà spesso sottovalutata, ha un impatto sicuramente importante, come tutte le forme croniche nell'età pediatrica, perché incide sul paziente e sul mondo che lo circonda. È importante riconoscere i segnali, ascoltare i bisogni dei pazienti ed è fondamentale la collaborazione che è necessaria tra famiglia, pediatra e specialisti neurologi che seguono il bambino. Solo così si riesce ad avere dei risultati che sono importanti e ricordiamoci che l'obiettivo è il benessere del nostro paziente, che è lo stesso sia fuori che dentro l'ospedale. L'informazione, l'attenzione, il fatto di parlare di queste problematiche, di queste patologie potrà soltanto che essere d'aiuto a tutti i pazienti. E con questo vi ringrazio. Davvero grazie dottoressa Pisanello perché ha fatto una fotografia completa di quello che è la situazione del quotidiano, però io ho una domanda per il pubblico. Se dovessimo descrivere chi è il genitore del bambino emicranico, voi avete qualche idea di che tipo di genitore sia anche dal punto di vista della salute? No? I colleghi neurologi, pediatri e pediatri di famiglia spesso chiedono ai genitori se sono emicranici, perché i bambini, ragazzini emicranici hanno il padre, la madre, il nonno, non è una condizione assoluta, ma spesso succede. E se il genitore è emicranico ha un senso di colpa incredibile nei confronti del figlio, perché soprattutto se è la mamma. Solitamente sono realizzato. E se dobbiamo fare gli interventi conviene il microfono, lo ripetiamo perché questa cosa, dottoressa, è fondamentale secondo me. Io dicevo che se... No, non funziona? Riproviamo. Eccoci. Sì, sentite adesso, ecco. Che se un genitore è emicranico c'è un forte senso di colpa nei confronti del figlio, perché chiaramente si sente responsabile di aver trasmesso questa cosa. E poi c'è anche il suo vissuto, quindi ha il vissuto della sua malattia e pensa e immagina quella che sarà poi il vissuto del bambino. Questo è inevitabile. Prego Cristina.
Sì, solitamente, o perlomeno per la mia esperienza, è un genitore terrorizzato. Io emicranica con emicrania all'epoca, emicrania emiplegica familiare, ero terrorizzata. E dal momento che avendo questo tipo di emicrania ho fatto più volte l'esame del DNA, ho chiesto che mia figlia facesse l'esame del DNA, però era troppo piccola, per cui non c'è stata questa possibilità. Sta di fatto che alla fine della storia mia figlia, fortunatamente dico, non è emicranica. In compenso lo è mia nipote, che più o meno ha il mio tipo di emicrania. Quando io ho capito che lei lo era, il senso di colpa è uscito e io veramente non so in quanti modi mi sono scusata con lei, ho pianto con lei e lei mi diceva: ma guardati che non ti devi scusare perché non è colpa tua, e io invece non ce la facevo, cioè, perché dicevo sì, da un certo punto di vista riuscivo a capire che sì, non era colpa mia, perché comunque se ce l'abbiamo nel DNA, cioè non è che io potevo fare qualcosa, però ce l'hai, cioè è intrinseco in te e c'è. Ed è di una difficoltà assoluta combattere questo senso di colpa, è di una difficoltà estrema, anche perché ti senti impotente e l'impotenza è qualcosa di enormemente grande. È faticoso combatterlo veramente, quindi tanta comprensione. Infatti. Quindi dobbiamo ora capire meglio l'emicrania dell'adulto, e con grande piacere che presento la dottoressa Boscain Francesca, che con me lavora a Pieve di Sacco ed è neurologo specialista nelle cefalee. Prego Francesca. Grazie Erika per la presentazione. Allora, io vi parlerò di emicrania nell'adulto, quindi in quella fetta di popolazione che effettivamente è più interessata da questa patologia. Cercherò di essere semplice, di utilizzare dei termini non medici il più possibile per essere chiara. Allora, quando parliamo di emicrania non stiamo parlando di mal di testa in generale, è un tipo di mal di testa, quindi è un termine che talora viene usato anche in maniera non appropriata, giustamente, dalla popolazione. Il medico fa diagnosi di emicrania, quindi di un tipo particolare di mal di testa primitivo, utilizzando diciamo dei criteri diagnostici molto precisi che prendiamo dalla classificazione internazionale delle cefalee, che è diciamo, uno strumento che ci viene in aiuto. Questa classificazione internazionale comprende al suo interno tutti i tipi di mal di testa esistenti, quindi si divide in parte prima, che tratta le cefalee primitive, quindi quelle non causate diciamo, da una patologia sottostante che può essere più o meno grave, e in parte seconda fondamentalmente, che tratta le cefalee secondarie, diciamo così. Nella parte prima sono trattate queste cefalee primarie. Vedete che il capitolo 1 è dedicato forse alla forma più importante all'incirca, insomma in termini di prevalenza insieme alla cefalea tensiva, che è l'emicrania. Allora, l'emicrania è una patologia frequentissima perché da molti studi si vede che il 12% della popolazione, questi sono studi del mondo occidentale che insomma sono fatti in Europa, negli Stati Uniti, il 12% della popolazione di entrambi i sessi è affetta da questa patologia, meno gli uomini rispetto alle donne, quindi un 5-6% degli uomini e un quasi 20% delle donne. L'età in cui la prevalenza è maggiore è quella tra i 30 e i 39 anni. Vediamo che in questa età giovane, adulta, di piena attività produttiva, lavorativa, familiare, il 25% delle donne sono affette e il 7% degli uomini sono affetti. Tra le varie patologie neurologiche, sono moltissime, l'emicrania, che in questi due grafici vedete raffigurata in verde,
è la seconda per anni di vita trascorsi con disabilità, e questa cosa sembra incredibile, ma è così. Secondo solo all'ictus, che vedete raffigurato in blu. Questo è vero per gli uomini, nel grafico a sinistra, ma è ancora più vero per le donne. E nella fascia di età in cui le persone devono essere più produttive, più attive nella vita familiare e lavorativa. Molti studi hanno cercato di stimare il peso dal punto di vista economico di questa patologia così prevalente. Si stima, questa è solo una delle tante stime che ci sono, che la somma di costi diretti, quindi quelli collegati alla diagnosi, alla terapia, alle visite, a tutto quello che viene fatto per gestire il paziente emicranico, più i costi indiretti, perché è una persona che avrà ridotta efficienza lavorativa, avrà probabilmente ridotta presenza lavorativa, assenteismo a causa di questa patologia. Insomma, l'insieme di questo porta a stimare una cifra di oltre 1.000 euro per paziente per anno. L'emicrania determina un impatto definito ictal burden, è un termine in inglese per definire l'impatto legato ai fattori che riguardano l'attacco, quindi ovviamente primo fra tutti il dolore, ma anche tutti i sintomi di accompagnamento, perché emicrania non è solo dolore cefalico, e adesso vedremo, ma determina anche, e questo forse è ancora più importante, il cosiddetto interictal burden, cioè il peso, l'impatto sul paziente, che è legato a tutti quei fattori anche psicologici che sono secondari alla paura di sviluppare un altro attacco, quindi l'ansia, la depressione, sintomi psicologici legati a questo. Da molti studi si vede che quasi la metà dei pazienti che sono affetti da emicrania riferiscono questo interictal burden, quindi hanno un grado di disabilità che è legato alla presenza di questa patologia. Allora, abbiamo detto che per fare diagnosi il medico si avvale di criteri ben specifici, che non andiamo a dire tutti, ma comunque ci basti sapere che devono essere presenti alcuni attacchi nella storia del paziente, quindi il paziente deve avere un'anamnesi positiva per questo tipo di mal di testa. Il dolore può durare anche giorni, fino a 72 ore, ed è un dolore cefalico con caratteristiche, diciamo, abbastanza specifiche, peculiari. Di solito ha una localizzazione unilaterale, è pulsante, viene descritto come un dolore comunque moderato o anche molto intenso, ed è aggravato dall'attività fisica, dal movimento. Tanto è vero che il paziente sceglierà di rimanere all'interno di una stanza fermo, coricato a letto, di solito una stanza buia. Perché oltre al dolore cefalico ci sono anche dei sintomi di accompagnamento, come la nausea, il vomito, e ci sono le molto caratteristiche fono e fotofobia, quindi fastidio alla luce, fastidio ai rumori forti. Non tutti i pazienti devono avere tutti questi sintomi di accompagnamento. Vedete che il più frequente è la fonofobia, insomma il peggioramento con l'attività fisica e la fonofobia sono frequenti. Sempre meno frequenti la fotofobia, la nausea, il dolore pulsante, nel senso che talora il paziente può descriverlo anche in altro modo, può descriverlo come costrittivo o anche in altri modi, non è detto che sia sempre unilaterale, però diciamo che queste sono delle caratteristiche un po' generali che tendono ad identificare l'attacco di emicrania. La seconda cefalea, o meglio, è la prima in realtà per prevalenza, ma io dico seconda per importanza perché probabilmente meno disabilitante, è la cefalea tensiva. Quindi per la popolazione generale è importante cercare di capire che esistono due tipi di cefalea primaria importanti, l'emicrania e la cefalea tensiva. Sono due tipi di mal di testa diversi, talora possono coesistere nella stessa persona e si differenziano per fondamentalmente alcune caratteristiche: la localizzazione del dolore, che nell'emicrania tende ad essere più unilaterale, nella cefalea tensiva tende ad essere invece più diffuso. Le caratteristiche, è più pulsante nell'emicrania, un pochino più costrittivo nella cefalea tensiva. Il comportamento del paziente, abbiamo detto, perché ci sono questi sintomi di accompagnamento,
l'emicranico tenderà a ritirarsi in una stanza buia, a coricarsi, non riesce più a svolgere la sua attività normale, mentre il paziente con cefalea tensiva tende a riuscire a svolgere comunque le sue attività. La durata, che è un po' più breve per l'emicrania, può essere anche invece molto più lunga, durare molti giorni per la cefalea tensiva. E poi abbiamo detto i sintomi di accompagnamento: nausea, qualche volta vomito, fonofobia, fotofobia, che sono sintomi molto tipici dell'attacco di emicrania e non invece dell'attacco di cefalea tensiva. La fisiopatologia dell'emicrania è un qualcosa di estremamente complesso. Ci basti sapere che è una patologia multifattoriale, come tante in medicina, quindi è legata a fattori ambientali che si uniscono a fattori genetici del paziente per scatenare l'insorgenza della patologia. L'ereditarietà dell'emicrania è poligenica, quindi non è una malattia monogenica, lo è solo in casi molto rari di emicrania emiplegica. Comunque l'ereditabilità è stimata generalmente di circa il 40%, quindi se abbiamo un figlio è possibile che anch'esso sia affetto da emicrania, o se abbiamo emicrania è possibile che i nostri genitori abbiano riportato la stessa patologia nel corso della loro vita. Abbiamo detto fattori ambientali che insieme a fattori genetici contribuiscono a generare gli attacchi. Fattori ambientali sono tanti, ne sono stati riconosciuti moltissimi. Parliamo di fattori psicologici, in particolare gli stress ambientali, fattori ormonali, il ciclo mestruale, l'uso di contraccettivi. Abbiamo detto che è più prevalente nelle donne per un motivo ben specifico di natura ormonale. Ci sono fattori alimentari, quindi cibi che non in maniera assoluta, quindi non dobbiamo adesso, dopo questa presentazione, attuare comportamenti di evitamento, però determinati alimenti in alcune persone possono, diciamo, contribuire a scatenare un attacco. Fattori climatici, esposizioni al sole, odori forti, fattori farmacologici o ancora molte altre cose, tra cui per esempio le abitudini a dormire in un determinato modo, a mantenere i propri ritmi, diciamo, durante la giornata o meno. Il tipo più frequente di emicrania è l'emicrania senza aura, però il 20% dei pazienti è affetto in realtà da una forma ancora più particolare, che è l'emicrania con aura. Anche l'emicrania con aura è ben definita da criteri diagnostici che vengono in aiuto al medico nel momento della visita per fare la diagnosi, e fondamentalmente è caratterizzata dal fatto che il dolore cefalico è preceduto da dei sintomi neurologici, spesso positivi, ad insorgenza graduale, che sono molto spesso visivi. Possono anche non essere visivi, e comunque in ogni caso sono motivo di grande spavento per il paziente, che quando si trova a manifestare questo tipo di cose per la prima volta di solito viene al pronto soccorso. Allora, in questo studio sono stati diciamo, raffigurati i tipi di aura visiva più frequenti, più frequentemente descritti dalla popolazione, e vediamo che l'aura visiva interessa quasi la totalità dei casi di emicrania con aura. È molto raro, ma è possibile che ci siano altri sintomi di tipo sensitivo, come delle parestesie, del linguaggio, come una difficoltà a parlare, che possono essere presenti da soli oppure in combinazione con gli altri prima del dolore. Quando andiamo dal medico di medicina generale, dall'internista, dal neurologo, comunque quando ci approcciamo ad essere valutati da un medico per il nostro mal di testa, è sempre utile, l'hanno detto i colleghi anche prima, presentarsi con un diario della cefalea. Ne esistono di semplicissimi, nel senso che fondamentalmente basta segnare su un foglio di carta i nostri attacchi e descriverne un po' le caratteristiche. Ce ne sono di più complessi, strutturati, sia in modalità cartacea che ormai in modalità di app per il cellulare. Ne esistono molti, vanno bene sostanzialmente tutti. Questo ci serve perché? Per appuntare la frequenza e l'intensità e le caratteristiche degli attacchi che abbiamo avuto nei mesi precedenti, perché questo è un dato importantissimo poi per la valutazione e per capire che tipo di terapia dovrà essere avviata.
Allora, l'emicrania è un disturbo sicuramente cronico, nel senso che una volta che viene fatta la diagnosi rimane ad accompagnare il paziente nel corso della sua vita. Però mi preme sottolineare che è un disturbo non statico, quindi non rimane sempre uguale nel tempo, è evolutivo e per questo motivo sono possibili varie traiettorie cliniche. Che cosa può fare questo tipo di mal di testa? Può nel corso del tempo andare in remissione completa, sparire, questo succede per esempio con l'età che avanza, può andare in remissione parziale, quindi migliorare, diminuire in intensità o in frequenza, oppure può persistere e rimanere invariato per tutto il corso della vita del paziente, o purtroppo progredire, quindi diventare più intenso e soprattutto più frequente. L'emicrania episodica, che cosa vuol dire episodica? Vuol dire che non interessa diciamo, la maggior parte dei giorni del mese, il paziente non ha mal di testa per la maggior parte dei giorni del mese. Quando episodica di solito inizia come tale nel paziente giovane, però può progredire, divenire cronica e quindi affliggere il paziente per molti giorni al mese, diviene cronica nel 2-3% dei pazienti ogni anno, quindi un numero da non sottovalutare. È importante dire che è un tipo di mal di testa che non può mai essere cronico fin dal suo esordio, quindi questo è un campanello d'allarme invece per altri tipi di mal di testa secondari possibilmente, quindi più pericolosi, ma diventa cronica nel tempo. L'8% di tutti gli emicranici cronicizzano e vediamo che anche per l'emicrania cronica sono presenti dei criteri diagnostici che ci aiutano a fare diagnosi. Precisamente per definire un paziente come emicranico cronico devono essere presenti, io ho detto tanti giorni al mese, almeno 15 giorni al mese di mal di testa, e alcuni di questi giorni, precisamente almeno 8, devono avere caratteristiche specifiche di emicrania, quelle che abbiamo descritto in precedenza. Vediamo che in generale la prevalenza dell'emicrania cronica è dell'1-2%, a seconda degli studi. Nelle donne è più bassa per gli uomini, quindi le donne tendono a peggiorare con questa patologia più frequentemente degli uomini. Ci sono dei fattori ambientali che sono stati identificati come associati alla cronicizzazione e sono dei fattori che noi dobbiamo conoscere perché potremmo correggerli o evitarli per evitare questo passaggio ad emicrania cronica o almeno per gestirlo una volta che compare. Tra questi molto comuni il fumo di sigaretta, l'elevato consumo di caffeina, l'obesità, per esempio comorbidità come l'ansia, la depressione, patologie cardiovascolari, l'assenza di attività fisica. Alcune di queste cose sono veramente semplici e possono essere riconosciute e gestite anche dal paziente stesso con l'aiuto del suo medico di medicina generale. Allora, io non parlerò nello specifico dei farmaci che si possono utilizzare per trattare l'emicrania, nel senso che l'arsenale terapeutico è ampissimo, in continua evoluzione, talora è difficile starci dietro persino per i medici stessi, per cui vi lascio un concetto generale. L'emicrania ha due tipi di terapie, una delle poche patologie esistenti che viene trattata in due modi diversi e questo può essere difficile da comprendere per il paziente nel tempo limitato della visita. Si distingue in terapia di attacco, cioè il farmaco analgesico che io assumo nel momento in cui ho dolore, e la regola fondamentale è assumere questo analgesico sempre e all'inizio del dolore. Non devo cioè aspettare che l'intensità salga molto perché questo preclude l'efficacia della terapia. Poi è possibile invece attuare una terapia di profilassi. La terapia di profilassi non si attua sempre, ma solo in alcuni pazienti e ha lo scopo di ridurre la frequenza o l'intensità degli attacchi e quindi riduce la disabilità di cui abbiamo parlato prima. Si attua qualche volta, quando attuarla è una decisione fondamentalmente condivisa tra medico e paziente, bisogna parlare di tante cose, degli effetti collaterali, del profilo di rischio e beneficio, dei 1000 farmaci che sono oggi a nostra disposizione, alcuni molto semplici, altri estremamente avanzati e complessi e che devono essere quindi gestiti prettamente dal neurologo, ma non tutti questi ovviamente.
e quindi la decisione sarà condivisa. In linea generale possiamo dire che se il paziente presenta più di 6 giorni al mese, diciamo così, ma è un concetto molto generale che può essere poi cucito sul paziente in maniera diversa a seconda dei casi. Comunque più di 6 giorni di emicrania al mese possiamo già andare a considerare una terapia di profilassi che avrà il ruolo di permettere al paziente di utilizzare praticamente meno terapia di attacco possibile. Questa è una slide per concludere e per spiegare che, essendo l'emicrania una patologia estremamente prevalente ed impattante nella popolazione, perché abbiamo visto che causa disabilità, allora è chiaro che una sinergia tra tutte le figure che sono a disposizione del paziente, medico di medicina generale, neurologo del centro cefalee, ma anche tutte le figure paramediche che sono state coinvolte in questo progetto, l'infermiere specialista che affianca il neurologo nel centro cefalee, il farmacista del territorio, sono tutte figure estremamente importanti per arrivare ad un percorso virtuoso del paziente. E vi ringrazio. Grazie mille, dottoressa Boscain, una carrellata veramente esaustiva di quello che è la patologia nell'adulto e di quanto sia appunto impattante nella vita quotidiana del paziente emicranico. Ma come per il bambino, adesso dobbiamo parlare del famoso primo livello e quindi del primo contatto che ha il paziente e dove racconta il suo disagio, e sarà la dottoressa Masetta a presentarci il punto di vista del medico di medicina generale. In questa occasione vi porto anche i saluti del dottor Broggio, che non poteva essere qui oggi ma che ha con noi costruito anche questa preparazione. Esatto. Grazie, prego dottoressa. Grazie. Allora, io sono un medico appunto di medicina generale, lavoro qua nel territorio di Monselice, il dottor Broggio invece sul territorio di Piove di Sacco e collaboriamo insieme per altre cose, per cui abbiamo un po' lavorato insieme a questa presentazione. Allora, complessità e cronicità. La complessità credo che sia già emersa in realtà da tutto quello che è stato detto fino adesso. Parliamo di complessità a tutti i livelli. A partire dalla diagnosi, a partire dal trattamento, a partire da quello che è stato definito anche prima dal collega della pediatria, il modello biopsicosociale, che è alla base della gestione di queste patologie che da acute poi si possono cronicizzare, comunque sono delle patologie che nel tempo continuano ad affliggere il paziente. Non è spesso una patologia che si può risolvere, non è un'appendicite acuta che la tratto chirurgicamente e ho risolto il problema, ma è una patologia che il paziente si porta avanti nel tempo. Proprio per questo la collaborazione da tutti i livelli, dal medico di base allo specialista e non solo, perché appunto, come diceva anche la collega prima, la scuola per i ragazzi ma il lavoro per gli adulti, deve essere preso tutto in considerazione. Allora, il primo livello di complessità, paziente che arriva in ambulatorio dopo aver consultato, io lo chiamo dottor Google, ok? Questo è un primo livello di complessità per noi, perché i pazienti arrivano che in realtà si sono già interessati, hanno già studiato, hanno già nella loro testa delle risposte che però sono delle risposte molto sintetiche e non contestualizzate al singolo. Questa è la risposta proprio che Google, scrivendo mal di testa, ti dà, per cui è una risposta correttissima, però andando avanti a leggere cominciamo a trovare che ci dice che ci sono delle cefalee primarie, le abbiamo appena viste, l'emicrania, la cefalea tensiva, la cefalea a grappolo, le prime risposte proprio che un paziente può trovare nel momento in cui cerca delle risposte in maniera autonoma. Andando avanti poi trova anche che ci sono le cefalee secondarie, per cui cefalee causate da altro che deve essere trattato per poter avere la risposta alla terapia, per avere la risoluzione del quadro. E appunto
trattata la malattia risolvo il problema cefalea, poi qui ovviamente si apre un capitolo che può andare da una semplice sinusite che mi può dare cefalea a un problema ovviamente più importante come un tumore a livello cerebrale. Non l'ho trovata a fuoco, portate pazienza, ma questa è una figura che sempre i pazienti trovano, dove c'è un po' un riassunto di alcune, perché poi ci possono essere anche altre varianti, però appunto un paziente si trova davanti un po' di risposte e comincia a identificarsi magari in qualcuno di queste pensando ai suoi sintomi. Per cui la tensione muscolare, l'emicrania, appunto la cefalea, ma poi cominciamo a pensare alla pressione alta, all'infiammazione, a infezioni, a tumori, per cui il medico di medicina generale, quando un paziente arriva in ambulatorio, arriva e viene sommerso da tante cose, perché un paziente ha già spesso elaborato alcune sue idee. Correttissimo che lo faccia, ovviamente, non pensate assolutamente che sia contraria a questo, però un po' complica il nostro lavoro, perché andare poi a andare avanti il ragionamento con anche altri aspetti comincia a essere più difficile, perché il paziente si è focalizzato su quelle che secondo lui sono le sue problematiche. Allora, nomi di fantasia ovviamente, ma pensando alla relazione ho pensato al lavoro in realtà degli ultimi 15 giorni, non è servito andare tanto indietro nel tempo. 65 anni, da alcuni giorni ha mal di testa, dice che sente il collo rigido, si sente stanca, quando cammina le sembra di sbandare, questo no, è un caso un po' più vecchio, era estate. 58 anni, una storia di emicrania con aura, per cui una paziente che aveva già fatto il suo percorso, aveva già avuto una diagnosi, però ha rifiutato le terapie. Viene in ambulatorio sempre per la sua cefalea, per le sue difficoltà ad andare a lavorare, perché si sente molto provata da questo quadro. 45 anni, chiede il certificato per malattia perché dice di aver avuto emicrania durante la notte e questa l'avrebbe resa molto stanca, non in grado di affrontare il lavoro. Viene in ambulatorio per ritirare il suo certificato, fatalità, io dopo vado a fare una visita domiciliare e la vedo al bar con le amiche. Allora, non dubito che la paziente abbia avuto l'emicrania, però comincio a chiedermi quanto il suo disturbo, il suo sentire l'emicrania sia una questione molto soggettiva, perché era talmente stanca da non andare a lavorare, ci ho anche creduto, può benissimo essere, però poi ho questo riscontro, per cui qui comincia a diventare difficile per noi medici talvolta capire quanto questo sia effettivamente invalidante o purtroppo quanto talvolta possa essere più un'idea per una scorciatoia. È un dubbio che ovviamente viene. 16 anni, qui siamo borderline tra la pediatria e il medico di medicina generale, però come abbiamo sentito prima spesso la diagnosi viene tardivamente anche, per cui magari questa situazione che viene a me è arrivata adesso a 16 anni era una cosa che magari andando avanti ad indagare nelle prossime visite verrà fuori che invece è più tempo che la paziente ha questo disturbo. Allora intanto arriva da sola, 16 anni per carità, comincia a essere già un problema questo perché comunque è una ragazza minorenne, comunque se devo incominciare a fare un percorso diagnostico di qualche tipo bisognerebbe condividerlo con la famiglia. Inizia dicendo che ha sempre mal di testa a scuola e i compagni fanno sempre confusione. Qui ci sono tanti elementi che possono essere anche interpretabili in maniera diversa, perché fotofobia, fonofobia. È una settimana che usa gli occhiali perché l'anno precedente aveva fatto la visita perché aveva mal di testa, l'oculista le ha dato gli occhiali, vuol dire che probabilmente un deficit di qualche tipo c'era, però ha cominciato ad usarli adesso. Per cui era un problema che c'era già l'anno scorso, è un problema nuovo, era una non accettazione, 15-16 anni, accettiamo di avere sugli occhiali oppure no, ci scontriamo anche talvolta con questi problemi. Poi dice che però anche a casa ha mal di testa, poi dice che ce l'ha solo quando ha le mestruazioni, no, però forse ce l'ha anche in altri momenti. Abbiamo detto che la parte ormonale può ha un peso anche importante talvolta. E poi a un certo punto cambia completamente argomento, parla di una verruca al piede.
allora questa cefalea effettivamente è così invalidante per lei, oppure è venuta per dire tante altre cose e quindi qui si innesca tutto un percorso che dobbiamo fare di diagnosi, ma che parte molto più indietro, cioè dobbiamo capire un po' meglio la persona e capire effettivamente questi episodi se sono il vero motivo oppure se c'è qualcos'altro. Poi mi ha chiesto una visita ginecologica, anche giusto per dire, perché ha delle regolarità nelle mestruazioni, per cui nella stessa visita abbiamo spaziato in qualsiasi ambito che forse le veniva in mente anche. 28 anni, riferisce di essere già in terapia monoclonale, per cui una paziente già inserita in un percorso importante seguita dall'ambulatorio del centro cefalee, e sembra che non faccia più effetto e viene da me perché fa fatica a contattare il collega. È una cosa che ovviamente ogni tanto succede, lei è spaventata in questo momento, per cui chiede a noi se riusciamo ad interagire in maniera diversa, se magari abbiamo una via preferenziale per parlare con il collega ospedaliero. Questo ci capita spesso, ogni tanto con una telefonata o con una mail da parte nostra magari si riesce effettivamente ad aiutare questi pazienti che in alcuni casi hanno effettivamente bisogno di quella rivalutazione che non poteva aspettare i 6 mesi, ma che è necessaria magari essere anticipata. Operato di meningioma 2 anni fa, era stato trovato perché aveva avuto mal di testa, ha di nuovo mal di testa, è un paziente spaventato questo, magari questa cefalea non ha assolutamente nulla a che vedere con quello che era successo 2 anni prima, però per lui è un motivo di ansia ovviamente molto importante, per cui questo è un paziente che viene a chiedere aiuto, ha paura che ci sia qualcosa e ovviamente con la sua storia anche a noi si aprono ovviamente dei campanelli di allarme, dei cassetti nella memoria che dobbiamo un attimino reinquadrare e ricapire come gestire. In generale, quando rivolgersi al medico, questa è la risposta di Google di prima. È sempre consigliabile consultare un medico per una diagnosi accurata, soprattutto se le cefalee sono frequenti o particolarmente intense. Come diceva prima il dottor Mampreso, spesso il primo a cui chiedono aiuto è il farmacista, nel senso che tanti chiedono il farmaco pronto per il mal di testa, e ci sta, perché ci sono anche quei mal di testa che sono semplicissimi, che non sono una patologia vera e propria, ma sono un sintomo da trattare. E ovviamente però quel sintomo il paziente dovrebbe cercare un attimino di inquadrarlo, soprattutto qua c'è scritto se sono frequenti, per cui se non è un sintomo occasionale e se non era riconducibile magari a quello che in quel momento il paziente stava facendo, ecco, oppure se sono molto intense, per cui sono 2 campanelli d'allarme che già correttamente trovano come indicazione i pazienti quando si informano da soli. Sul fatto che il medico possa distinguere i vari tipi di cefalea, qui si apre ovviamente un capitolo che richiede tutta la valutazione sequenziale che parte da noi in medicina generale o in pediatria, ma che poi spesso deve essere completato, come abbiamo visto prima, dal neurologo. Allora, come diceva prima il dottor Mampreso, la Regione Veneto ha iniziato un percorso ormai da qualche anno per aiutare, per diciamo, affrontare questa patologia che ha un impatto importante sulla vita della persona, ma non solo. Questi sono quei campanelli d'allarme, red flags, che vengono dati nel vademecum che la Regione Veneto ha pubblicato ormai un po' di anni fa come motivi per essere preoccupati quando c'è una cefalea, per cui l'esordio loro scrivono dopo i 40 anni, che sia improvviso, un mal di testa diverso dal solito, manifestazioni tipo nausea, vomito, convulsioni, improvviso sostanziale aumento della frequenza degli attacchi, cambiamento delle caratteristiche. Sono tutte quelle che devono essere dei campanelli d'allarme, più che altro per chi magari ha già avuto una diagnosi. Quei pazienti che hanno avuto degli episodi acuti hanno avuto una diagnosi, magari non sono quei pazienti che sono andati in profilassi, perché non ne hanno così tanti da essere invalidanti, ma qualcosa sta cambiando e quindi è necessario pensare di rivalutare magari il quadro. I
criteri diagnostici ovviamente abbiamo visto prima sono tanti, per cui fare diagnosi non è una cosa così veloce, un'applicazione di un semplice criterio, perché dipende da quanto, sono dei criteri temporali, cioè quante volte, quanto dura, i sintomi che possono essere associati oppure meno, le caratteristiche stesse del dolore, perché appunto abbiamo detto unilaterale, bilaterale, piuttosto che altre caratteristiche di intensità, di pulsatilità, piuttosto che di gravità che il paziente ci deve riferire. La localizzazione ovviamente del dolore e i comportamenti associati, cioè dobbiamo anche andare a capire che cosa può essere che abbia scatenato quell'episodio, perché talvolta il paziente può riconoscere una causa scatenante e quindi mettere in atto quello che può servire per evitare di avere altri attacchi se regolarmente viene riconosciuto quello come causa. Quindi il mal di testa è un sintomo molto diffuso, è frequente, è caratterizzato, abbiamo visto, quindi da aspetti di complessità e in alcuni casi di cronicità. Dobbiamo quindi affrontare nei nostri ambulatori questi pazienti attraverso peraltro molti momenti del loro percorso, non è solo la diagnosi e la cura così velocemente che possiamo dare in un'unica seduta magari di un quarto d'ora nel nostro ambulatorio di medicina generale. Dobbiamo osservare il paziente e formulare un'ipotesi, gli chiediamo di tenere un diario in maniera da capire la frequenza, le caratteristiche, se sono sempre uguali oppure se hanno caratteristiche diverse, e questo permette poi nel momento in cui noi decideremo eventualmente di inviarlo allo specialista, di dare allo specialista già qualcosa in mano perché alla prima visita si possa fare qualcosa. In alcuni casi facciamo noi degli accertamenti, ovviamente gli esami del sangue, per carità, il controllo della pressione arteriosa, eventualmente se abbiamo proprio dei dubbi, un attacco o una risonanza. Ovviamente parlando degli adulti c'è più semplice, nel senso che abbiamo meno limitazioni a pensare di fare questi esami. Avviamo una terapia, non è che dobbiamo aspettare che il neurologo imposti lui la terapia, è un paziente che ha bisogno adesso, per cui è un paziente di cui perlomeno la terapia dell'attacco acuto gliela dobbiamo impostare. Qua ogni tanto il problema è che arrivano dando 4 nomi commerciali della stessa molecola dicendo che uno ha funzionato e uno no, per cui ogni tanto è anche un problema legato al momento in cui ha avuto il mal di testa, per cui dobbiamo chiedere al paziente che ci porti anche tutti i prodotti che ha provato. Io ogni tanto chiedo che mi portino proprio le scatole per capire effettivamente che cosa ha preso e a che dosaggio l'ha preso. Se mi arriva un signore di 50 anni che pesa 100 kg, pensare che volesse risolvere il problema con un ibuprofene da 200 mg, magari ecco, è anche un problema semplicemente di dosaggio, non tanto di molecola, per cui il nostro lavoro in ambulatorio talvolta è proprio riuscire a recuperare tutti questi dati che per il paziente sono banali ma che a noi servono per capire che cosa ha già provato, che cosa provare di nuovo, se ha un problema di dosaggio. Lo inviamo dallo specialista più opportuno. Nel momento in cui io decido di fare degli accertamenti è perché magari quella cefalea non mi piace, non sono così convinta che sia un'emicrania o una cefalea primaria, per cui il fatto magari di fare un attacco o di fare una risonanza mi permette di togliermi questo dubbio e se per caso è il signore di 50 anni di prima che gli ho trovato un meningioma, non ha bisogno del neurologo, lo devo mandare dal neurochirurgo, per cui io devo far capire anche al paziente che solitamente arriva in ambulatorio dicendo voglio la visita neurologica perché ho mal di testa, che un attimo, cioè dobbiamo capire se effettivamente il neurologo è la risposta al suo problema oppure se per non perdere tempo facciamo gli esami e vediamo se devo andare dal neurologo oppure devo andare da qualcun altro. Quindi complessità e cronicità sono per noi all'ordine del giorno e il sintomo mal di testa veramente è un sintomo che apre tantissime porte per quanto riguarda i nostri pazienti. Ovviamente la complessità e la cronicità hanno un impatto anche su tutta la vita del paziente, per cui nella parte familiare, nella parte psicologica, nella parte lavorativa, nella parte sociale. E noi medici di medicina generale dovremmo lavorare con questo modello biopsicosociale che in realtà
ci facilita in questo lavoro, nel senso che siamo già portati per la modalità nostra operativa di considerare il paziente a 360 gradi e quindi non lo consideriamo mai solo per quella singola patologia con cui viene in quel singolo giorno, ma per un pochino tutta la persona nel suo complesso. Avevo inserito così, giusto per una carrellata, riassunto, appunto dicevamo prima, la Regione Veneto sta investendo su questo. Tutto è partito appunto dalla legge 81 del 2020 con la quale la cefalea primaria cronica è stata riconosciuta una patologia sociale, per cui da qui poi sono susseguite tutta un'altra serie di azioni legislative che stanno portando ad affrontare il problema cefalea non solo dal punto di vista medico, ma da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista appunto sociale e lavorativo, e il progetto appunto Cefalea è qua da noi che sta evolvendo e si sta traducendo in incontri come questo e poi appunto, come dicevano prima, negli incontri futuri. Vi ringrazio. Grazie Chiara. Io direi che per cambiare un pochino lo schema, perché ci svegliamo anche così, ovviamente invito Cristina e Cristina a presentarsi come associazione pazienti e a fare la loro, diciamo, relazione, ma anche invito gli specialisti che sono qui a disposizione a mettersi al tavolo e li presenterò uno a uno e sono già disponibili per eventuali domande da parte di chi è presente. Abbiamo la dottoressa Boscaini che abbiamo già presentato, che lavora con me al centro cefalea dell'ospedale di Pieve di Sacco. Abbiamo la dottoressa Silvia Ruffatti che è responsabile del centro cefalea di Campo San Piero e il dottor Carlo Lugnan che è responsabile del centro cefalea di Schiavonia, quindi è qua localmente. Direi subito a flash, se qualcuno vuole fargli qualche domanda, loro sono qui per chiarire un pochino gli aspetti terapeutici, per chiarire un pochino il percorso e anche ricordate anche a chi conoscete che ci sono queste possibilità, nel senso che la cosa che è importante che si sappia, e l'associazione pazienti lo ripete spesso, è che gli specialisti delle cefalee sono presenti, disponibili, sono delle realtà concrete, molto vicine a casa, molto più vicine di quanto uno pensi, e che quindi insomma non serve, diciamo, allontanarsi molto per trovare qualcuno che è competente. Quindi volentieri, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda lo faccia subito o se la tenga in mente, però la faccia perché i colleghi sono qua apposta. E poi Cristina e Cristina presentatevi e dite che cosa fate. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, una domanda, sia per i bambini che per gli adulti, insomma, non abbiate riguardo, ecco, insomma. Io vedo difficoltà. Passami il microfono che magari si sente meglio. Ecco, buongiorno. Vedo difficoltà nell'essere sicuri, no? Nella continuità della profilassi, perché adesso non mi ricordo se 6 mesi, 3 mesi, non sono io che faccio questa profilassi, però è un grosso problema perché mette paura, mette terrore, insomma, sulla persona che sta bene grazie a questa cura e 2 o 3 volte all'anno si trova a pensare ma continuerò o non continuerò, e oggi dico ma non ti preoccupare, te li compro se non te li danno questi prodotti, però non ho neanche capito se posso effettivamente comprarli, perché c'è un problema economico, no? Che la sanità fa fatica a sostenerlo, e, insomma in qualche modo li pagherò io, però c'è questo tema che sì, ci mette un po' in difficoltà. Facciamo rispondere voi. Silvia. Rispondi tu, Silvia. Allora, se parliamo in linea generica, immagino che il quesito sia rivolto si riferisse agli anticorpi monoclonali, appunto, come diceva, perché per quanto riguarda la profilassi convenzionale eravamo abituati con regimi differenti, nel senso che, faccio un breve cenno, le terapie di profilassi convenzionali, gli antidepressivi, beta-bloccanti, antipilettici, noi che abbiamo utilizzato prima dell'avvento negli ultimi 4-5 anni degli anticorpi monoclonali, non ci consentivano, o comunque non eravamo abituati con queste terapie a fare regimi lunghi,
soprattutto per gli effetti collaterali, quindi fondamentalmente tuttora quando li proponiamo degli schemi di trattamento, io dico sempre almeno 3 mesi per valutare l'efficacia, oltre 3 mesi a mio avviso, ma anche secondo le linee guida, non ha senso continuare ulteriormente, e poi si valuta, si consolida l'eventuale efficacia. Questo è un discorso. Gli anticorpi monoclonali hanno aperto uno scenario completamente differente, cioè un'ottima tollerabilità a fronte di un costo significativo, ma anche di un'ottima efficacia, e questo potrebbe e spesso ci porta a proseguirli a lungo termine. Allora credo che possa parlare per tutti i clinici qua presenti. L'atteggiamento, laddove c'è un'emicrania tale a elevata frequenza, moderata elevata frequenza, comunque sopra gli 8 attacchi mensili o addirittura emicranie croniche, si tende a proseguirli nel tempo, ovvero fino a un anno fa più o meno eravamo obbligati a fare il mese di sospensione, quindi di 2 o 3 volte l'anno è difficile che il paziente si ponga il quesito, perché generalmente quando si inizia il trattamento almeno per un anno, se efficace, viene proseguito. Poi un tempo avevamo l'obbligo della sospensione di un mese e poi di eventualmente proporre la ripresa solo se il paziente fosse ritornato a una situazione di 8 attacchi al mese e con un certo grado di disabilità. Adesso non abbiamo più questo obbligo, per cui stiamo tendendo anche noi clinici a prolungare un pochino la durata da subito. È mia abitudine tuttavia, nel momento in cui il paziente mi va da 10-12 attacchi a 1 al mese, 1 ogni 2 mesi, anche 2, ripensare un attimo dopo un anno e mezzo e dire proviamo a fermarci un secondo, perché può essere cambiata anche la tua situazione clinica, non sei lo stesso di un anno e mezzo fa, possono essere cambiate condizioni di vita, sappiamo che non sono patologie, non sono terapie, scusate, disease modifying, quindi non mi fanno guarire, non mi curano in maniera prolungata l'emicrania, tendo ad avere una ricaduta, ma che a volte si ha anche, ho avuto pazienti che sono stati bene per un anno e mezzo, quindi ha senso continuare a fare farmaco all'infinito, questo ci dobbiamo chiedere. Tuttavia pazienti meritevoli che stanno male ricevono generalmente il trattamento, cioè vedo difficile che noi lo sospendiamo per una questione di costo laddove sussiste l'indicazione clinica. Ecco, spero di aver risposto alla domanda. No, è molto chiaro, è il dubbio, no, che c'è nel paziente di dire vado a questa visita e poi chissà cosa succederà, perché vedo mia moglie insomma molto preoccupata ogni volta, dopo in realtà lei è sempre il suo farmaco, funziona, sta bene, però è molto molto preoccupata perché non sa cosa aspettarsi, ecco, questo forse. No, più che altro sono terapie che hanno cambiato a tal punto lo scenario e così efficaci che il paziente è terrorizzato dalla possibilità che venga sospeso, però in genere laddove c'è la necessità c'è la terapia, questo almeno vedo nel nostro operare comune. C'è un'altra domanda? Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono un fisioterapista e lavoro nel privato e sto cercando di formarmi rispetto alla parte delle cefalee del mal di testa, emicrania e cefalea cervicogenica e tutto quello che ci sta dietro, ben sapendo che sono 2 cose completamente diverse, però so che avendo partecipato anche all'ultimo congresso SISC si è molto parlato della prevenzione del mal di testa, quindi anche di agire molto precocemente sulle fasi iniziali dell'emicrania, quando l'emicrania è a bassa frequenza e non è cronica ancora. E la domanda che vi volevo fare è questa: come possiamo noi, più o meno fisioterapisti ma anche figure sanitarie che si stanno formando, avvicinando all'emicrania, avvicinarci a voi del centro cefalee, perché abbiamo un po' questa problematica di connettere il pubblico al privato. In pubblico non ci sono fisioterapisti, o ce ne sono molto pochi di miei colleghi, e sicuramente non qua a Padova direi, che lavorano nei centri cefalee. Ovviamente però il problema è poi connettere queste persone al privato, perché come abbiamo visto prima al paziente costa curarsi a quel punto lì. Quindi domanda: come possiamo trovare un punto di contatto? Dottor Lugnano, prego. È una domanda semplicissima e penso che il grosso... Potete rispondere in più di uno? Beh, intanto insomma una cosa che non abbiamo detto, vi presentiamo perché insomma
dottor Lugnan e dottoressa Ruffatti sono degli specialisti neurologi da un po' di tempo, un bel po' di tempo,